Amici bellini, ci siamo, è finita la sosta, basta, adesso si parla solo di campo e Conte ci ha dato più di un titolo perché ci sono alcune frasi che vanno interpretate e vediamo cosa ne pensate pure voi. Cominciamo. La cosa sicura è che Politano gioca sempre. Benvenuto Flanagan, non è chiaramente benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ci sono nuovi iscritti, ciao, io sono Valerio Fluido, sta scritto pure qua e chiedo un like giusto per chi si sveglia al mattino presto per non perdersi neanche un secondo della conferenza in diretta. E quindi bentornata a tutta la community che sa cosa fare. Conte ci parla chiaro, ci parla di Kvara, ci spiega un po' di cose, ci parla di mercato. Andiamo, ci spostiamo così lo vediamo. Molto serio, molto convinto del percorso che dobbiamo fare. Ci parla proprio del percorso, utilizza alcune parole a noi molto care. Andiamo per ordine. La prima domanda è: a che punto è il Napoli? E Conte parla di lavori in corso, c'è il cartello proprio di lavori in corso, come è giusto che sia, insomma 3 mesi, bene, però bene, perché c'è voglia di lavorare, insiste e ci ripete questa cosa, che il gruppo, che i ragazzi hanno voglia di lavorare e di mettersi a disposizione. Però gli piace Conte, insomma, ripetere che ci saranno dei momenti, ci possono essere dei momenti, poi dopo parlerà della troppa esaltazione, quindi dobbiamo essere bravi. In questo momento ci fa piacere stare con quella classifica, ma ci saranno dei momenti, ci mette in guardia. Come si arriva, insomma, questa sosta, il punto sugli indisponibili, cosa ci porta? E Conte, invece di parlare subito degli infortuni, dice: questa sosta ci porta a troppa esaltazione. Ho letto un po' troppa esaltazione e ovviamente, ma come lo fermi l'entusiasmo a Napoli quando il Napoli è primo in classifica? Non lo puoi fermare. Però Conte ci ricorda che la classifica è corta, la classifica è bella perché siamo primi, ma è molto corta perché in 4 punti ci stanno un sacco di squadre. E poi si sofferma ovviamente su Lobotka, ci parla di questo infortunio, il flessore. Non è gravissimo, ci dice Conte, ma ecco che abbiamo Gilmour. Lui proprio non ce la fa. Dopo gliela ripetono pure la cosa, glielo dico Gilmour, no? Mi pare che fosse Ciro Troisi, dice Gilmour. E lui chiede Gilmour comunque bene, e proprio non ce la fa. Kvara è difficile dirlo perché McTominay noi parliamo proprio difficilissimo per i napoletani, ma Gilmour vabbè. E Conte ci comunica la sua soddisfazione nell'avere quello che si può chiamare un doppio titolare, e questa è una di quelle cose che lui vuole vedere nell'ambito dei 3 anni, quindi nel progetto nella sua interezza, aumentare, cioè avere più giocatori in panchina, che quando succede una cosa tu ti senti un po' più tranquillo che c'hai uno con quelle caratteristiche che non ti fa rimpiangere il titolarissimo, perché lo dice lui, Lobotka è un giocatore straordinario. Però se riusciamo a farlo in tutte le caselle nei prossimi 3 anni, ancora meglio. Quindi vedi, sta sempre sul pezzo anche sul mercato per migliorare ulteriormente la squadra. Poi si parla un po' di Empoli, la seconda miglior difesa. Conte ci ricorda: molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, che la prima sconfitta arriva con la Lazio negli ultimi minuti, quindi non è una squadra da sottovalutare. E dice pure: noi storicamente, mi hanno ricordato che per noi storicamente è un campo difficile, ma la storia va rispettata, la dobbiamo conoscere, ma la dobbiamo anche riscrivere. E quindi andare lì si può fare, ecco. Dobbiamo però sapere che la tradizione alle volte va affrontata ancora più di faccia quando ci sono dei campi un po' più difficili. Poi ripete, insomma, la sua amicizia con Roberto D'Aversa, sottolinea che i giocatori dell'Empoli fanno dello spirito di sacrificio una delle loro armi principali, e lì lui vuole vedere che noi del Napoli ci mettiamo più spirito di sacrificio di loro. E questa è una cosa che lui ripeterà poi dopo: non lo tollererò se non vedo più spirito di sacrificio dei nostri avversari. Ovviamente Ugolini, e qua c'è una prima, secondo me è una mezza frecciata che lancia Conte, vedete se siete d'accordo con me, perché Ugolini se la prende larga, dice: ma questo ciclo infinito, da qua fino alla prossima sosta si saprà il ciclo verità,
e vuole parlare già del Milan, già delle Atalanta. Mi sembra proprio il caso. Conte deve dire una banalità che però è vera, e non guardo oltre la prima partita, cioè la prossima, io devo guardare solamente l'Empoli, non posso pensare alle prossime. E dice questa frase, dice che chi guarda da fuori, magari da esterno, è più superficiale, lo fa in maniera più leggera, non va bene, non ci riguarda. E le partite non si vincono sulla carta, perché tu sulla carta è chiaro che batti l'Empoli, batti il Lecce, te la giochi con il Milan è disastrato, ma sulla carta non si vince sul campo verde, ed è lì che il Napoli deve fare quello che deve fare. Quindi la prima frecciatina sugli esterni, quelli che guardano dall'esterno e giudicano il Napoli senza sapere poi nello specifico, così mi è piaciuta molto. È sciocco vedere a lungo termine, quindi questa prima partita della vita, e mi piace tantissimo. Aggiunge anche: dobbiamo indirizzare noi il nostro destino, i destini fuori. Ci sono parecchie cose anche a livello di comunicazione molto diversa da Spalletti, molto più diretta, meno ghirigori, però alcune frasi ci ricordano altri allenatori del passato, e va bene. A domanda sulla pressione, la pressione positiva, come la vive la pressione, sempre la solita domanda, e Conte ci ricorda: io la vivo come responsabilità. La mia responsabilità però non è vincere, è riportare il Napoli ad essere solido per lottare, il che mi sembra una risposta molto onesta, cioè in sede di trattativa, quando De Laurentiis e Conte si sono messi là: secondo voi De Laurentiis ci ha detto Conte mi devi far vincere per forza. Non credo nemmeno sia stata la richiesta di De Laurentiis. De Laurentiis deve stare lì a lottare tutti gli anni, quindi lottare significa stare in Champions, e c'è un circuito virtuoso, e quindi ce lo dicono, quando lo riconoscono per strada subito dicono "oh, scudetto", e che va benissimo, però io rispondo pazienza, bisogna portare pazienza, perché le vittorie si costruiscono. Secondo, forse una seconda frecciatina, dove dice che alcune vittorie vengono anche lì così improvvise per caso, forse una mezza frecciatina anche alla vittoria del Napoli, un po' inaspettata, quella di 2 anni fa. Potrebbe parlare anche di quella vittoria del Milan, che arrivò un po' inaspettata e poi dopo ci fu una sorta di declino del Milan. Invece le vittorie si devono costruire, e questo è proprio il concetto del percorso. E tu ci arrivi, chiaramente, Spalletti, però non ci arriva improvvisamente, c'è comunque un anno di lavoro di Spalletti che si poggiava sugli anni di lavoro di Gattuso, che non andò bene, però aveva messo dei presupposti, ecco che si costruisce le cose. Purtroppo Conte non lavora su dei presupposti dell'anno scorso, dove è successo la qualunque, però può riprendere qualche concetto da Spalletti con quelli che sono rimasti. Conte ce lo ricorda, quasi mezza rosa sta cambiando, perché non dobbiamo pensare solo ai titolari, dobbiamo pensare anche alla panchina. Quindi di nuovo la domanda: sporcarsi le mani, ci piace, una volta che hanno trovato una cosa l'ha data Conte, sporcarsi le mani con l'Empoli. Le squadre vincenti capiscono la partita, ci sono quelle partite, ci sta quella partita dove ti sembra stregata e devi avere un tipo di atteggiamento, ci sono le partite dove si indirizza tutto bene e te la puoi fare tranquillamente con il vento in poppa, però è lì capire, e qua si ripete la questione del percorso, mettere le basi solide per poter affrontare al meglio ogni tipo di partita. E là le letture, i giocatori con un po' più di esperienza, che capiscono che tipo di partita è. Gli si chiede anche di Olivera, ci tranquillizza onestamente Conte, perché dice è arrivato affaticato, perché quando ogni volta che va a giocare deve prendere 3 aerei, sappiamo quando parte, non sappiamo quando torna, ma si è allenato, quindi non c'è un problema, non ci sono problemi, ha fatto tutto l'allenamento. Possiamo pensare che non lo vuoi buttare dentro affaticato? Voglio pensare che Spinazzola in tranquillità è meglio di un Olivera. Poi se la scelta sarà diversa, ci dobbiamo fare 2 domande su Spinazzola per quanto riguarda gennaio. Però non c'è infortunio per Olivera e stiamo tranquilli. E per quanto riguarda la sostituzione di Lobotka, Billy sa cosa fare, un giocatore anche molto simile, non è che l'abbiamo preparato in questi 2 giorni, lo stiamo preparando da sempre, e quindi al posto di Lobotka Gilmour va più che bene. Ed era una nostra priorità avere un giocatore del genere con insomma anche caratteristiche e una certa qualità che non ti fa rimpiangere Lobotka. Poi arriva la domanda con la terza frecciatina, quella che può far più discutere, perché
Neres, i giocatori dei tifosi vogliono vedere Neres. Mi è piaciuta come è stata posta la domanda. Cioè, nel momento in cui noi possiamo immaginare Neres dall'inizio, lo immagini di più al posto di Kvara o al posto di Politano? Questa secondo me è posta bene. Prima di tutto Conte ci dice già che dopo un mese di lavoro è già un altro giocatore. Un giocatore che arriva, Neres, probabilmente un po' farfallino, un po' farfallesco. È già un altro tipo di giocatore dopo un mese di lavoro con noi. È un altro di quelli che mi mette in difficoltà come Gilmour. Ma poi ce lo dice tranquillamente, se devo pensare a uno, non tolgo a Politano. Al massimo, se deve entrare al posto di uno dall'inizio, lo immagino al posto di Kvicha. E qua Conte ti dice, se per esempio, questo è anche importante, perché se a uno viene un mal di pancia, sa che dietro ci può essere uno che ti toglie il posto. Signori, la frase mal di pancia di solito nel calcio sta sempre a significare qualcosa di non fisico ma di mentale, no? Quando non sei soddisfatto, quando è altro per la testa. Io non posso escludere che Kvara abbia un po' di preoccupazioni, e ve le elenco semplicemente. Al di là del contratto, che ci fanno sapere che è una storia difficile tra offerta, lo sappiamo che là lo dovevi fare prima, ma vabbè, inutile ricordare. Bambino appena nato, ricordiamo che c'è il bambino appena nato, quindi sono preoccupazioni. Il fatto che sia giovane, si senta responsabile anche delle sorti della sua nazionale, ed è una nazionale scarsa. Ci mettiamo che a ogni partita gli fanno un mazzo così di infortuni perché lo prendono a calci in una continuazione. Insomma, ci sono varie cose che ti possono portare a non stare serenissimo. In tutto questo Kvara risulta il miglior giocatore del mese, quindi decidete voi se Kvara sta andando male o bene. Io credo, da come lo ascolta, dalle parole, dal tono di voce di Conte, che lui ha usato la frase mal di pancia come noi di solito usiamo il raffreddore, cioè se a quello viene un raffreddore chi metti al posto suo, per non parlare di un infortunio grave, no? Tu dici il raffreddore che subito ti passa, che Conte ha detto ci viene un mal di pancia e c'hai uno dietro che può giocare al posto tuo. Posso escludere che Conte non abbia voluto punzecchiare anche Kvara? Non lo posso escludere, potrebbe essere che Kvara ha tanti pensieri per la testa in questo momento, e potrebbe essere un modo, come lo fece anche Spalletti, lo ricordate? Ci furono carote, ci furono bastoni per Kvara e lo seppe pungolare, tenere comunque in grande considerazione, fargli complimenti quando può essere che Conte abbia la stessa sensibilità di Spalletti per gestire Kvara al meglio. Ma Politano gioca sempre, mettetevi l'anima in pace, gioca sempre, tatticamente è prezioso, non ci puoi fare niente. Mi chiedono anche di Meret, è prossimo al rientro, ma non mi sembrava il caso di rischiare, di affrettare il rientro. Questo fa un po' il paio col discorso che vi facevo di Lobotka, se i tempi di recupero sono quelli che ci hanno detto. Anche con il Milan io non rischierei, è chiaro, dipende tanto da come si comporta Gilmour, ma non lo rischiamo con l'Empoli, quindi possiamo immaginare che Meret possa tornare con il Lecce. E poi gli chiedono anche di Lukaku, sempre a che punto sta, il fatto che vi dicevo della batteria l'80%, però health of the battery, whatever. Conte dice sente la responsabilità, la sente anche fin troppo. Lukaku molto mentalizzato nel voler fare di tutto e di più per sé e per la squadra, per il suo allenatore che lo sceglie sempre, e Conte gli dice devi stare calmo, cioè anche quello che stai facendo adesso non al massimo delle tue potenzialità, comunque sposta gli equilibri perché lo stiamo vedendo, e quindi sente fin troppo la responsabilità. È un generoso, è lui come Giovanni, e Giovanni può essere sia di Lorenzo che Simeone, nel senso quelli con un po' più di anni sulle spalle devono più concentrarsi a essere leader per i propri compagni, non sentire troppo le responsabilità. Io penso che sia presto detto, poi Mazzocchi qua era l'ipotesi che la teniamo presente. Ma io devo avere delle certezze da Spinazzola, altrimenti come si fa? E io continuo a pensare che Kvara può giocare dall'inizio. Se poi sarà il turno di Neres, ben venga, io lo sapete, sono pazzo per Kvara. Non c'è alcun dubbio, e piacerebbe vederli insieme, quei pochi scampoli che abbiamo visto fatti insieme, veramente sesso e samba là. E vediamo, non dobbiamo avere fretta, dobbiamo avere pazienza. Ascoltiamo Conte, questo è un inizio di formazione, ma domani vedrete la simulazione dove c'è il pronostico esatto
di come andrà la partita e sarete più tranquilli o addirittura vi rassegnate, non ve lo posso dire ancora, dovete scoprire. Quindi bene Conte, bene che siamo ritornati a un'antivigilia di campionato, non ce la facevo più, occhio al fantacalcio, ho fatto degli scambi. Poi ne parleremo, io non voglio annoiarvi, quelli che magari non seguono il fantacalcio non sono interessati e non voglio annoiarvi, però ci saranno dei contenuti specifici da New York. Valerio Fluido è tutto, lasciatemi un paio di like, dai, che sono state 2 settimane dure. Ci siamo, tocca al campo, dai.